Nico, riprendiamo da dove ci siamo lasciati, ultimo gol a Cairano, ricomincia la stagione e Garbuglio va in gol. Sì, sono contentissimo anche perché sinceramente il gol è servito a portare a casa questi 3 punti. Abbiamo cominciato nei migliori dei modi la stagione, come le cose che avevamo preparato in settimana e stiamo preparando dal 30 luglio, insomma, con il mister. La squadra si è comportata benissimo, abbiamo avuto un calo dovuto ai carichi di preparazione che abbiamo fatto queste settimane nel secondo tempo, però abbiamo rischiato poco e siamo contentissimi di aver iniziato così la stagione. Senti, il mister ha detto che Garbuglio è bravissimo perché fa i gol difficili e non fa quelli facili. C'ha ragione, infatti ne ho sbagliato uno che vabbè, succede, cercherò di impegnarmi di più a fare anche i gol un po' più facili perché devono aiutare la squadra ad arrivare al punto più alto che è il nostro obiettivo. Però ha anche detto che sei stato un gran capitano. È un onore per te tenere questa fascia. Guarda, quando me lo dice ho i brividi, no? Sinceramente sì, è proprio un onore portare la fascia da capitano del Treviso, una maglia così ambita, con un blasone, una storia dietro, giocare al tennis con la tifoseria, e sono contento che il mister mi abbia dato questa responsabilità e questa responsabilità la porterò più avanti possibile con la mia esperienza. Questa esultanza con Scarpa, il tuo nuovo gemello di reparto. Abbiamo giocato un anno insieme, 6 mesi insieme, abbiamo legato abbastanza, quindi di quest'anno che ci siamo ritrovati è riaffiorata questa amicizia che magari ci eravamo un attimo persi, però ci troviamo bene e questo è l'importante è che facciamo girare la squadra, che aiutiamo e che continuiamo così. E da cos'è nata questa esultanza? Guarda, l'abbiamo rubata a CR e Marcelo perché... Ok, allora niente, pronti per affrontare il Nervesa. Diciamo che questa vittoria è appunto importante anche dal punto di vista qualificazione. È una vittoria molto importante perché ci dà un plus in più, possiamo affrontare la partita di Nervesa, non dico con un po' più di serenità, però con la mentalità giusta e andremo sicuramente lì per provare a portare a casa i 3 punti.